Una cerimonia d'apertura in un contesto mai visto prima ha dato il via in Giappone senza pubblico ai Giochi Olimpici di Tokyo, i più attesi e discussi dell'epoca moderna. Ora tutti a tifare per i nostri atleti veneziani. Molto piacere poter mandare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che rappresenteranno l'Italia durante i Giochi Olimpici di Tokyo, a tutti i tecnici, i dirigenti, alla delegazione italiana con in testa il presidente Malagò. Un particolare in bocca al lupo agli atleti nati a Venezia, che sono Federica Pellegrini, Silvia Zennaro, Giovanna Epis, Erika Cipressa, Francesco Lamon e Mattia Busato, che è qualificato nel karate e può puntare al podio. Ci sono poi anche i campioni che militano in società lagunari come gli azzurri dell'Italbasket, i giocatori dell'Umana Reyer, Stefano Tonut e Michele Vitali. Becca Borga, Elisa Molinarolo, abbiamo i due atleti della Reyer, Michele Vitali e Stefano Tonut, e nella ginnastica ritmica nata in Moldavia, ma prima società di crescita che l'ha portata alla nazionale, Mungurean. Il delegato provinciale del CONI per Venezia Massimo Zanotto sottolinea però soprattutto il messaggio dei Giochi Olimpici, ancor più importante ora in un momento storico di pandemia. Pace, fratellanza, unità possa veramente in questo momento difficile avere la massima risonanza, e voglio ricordare che il CIO proprio ha voluto rafforzare ancora di più il messaggio, per cui alla frase Citius, Altius e Fortius che caratterizzava il claim olimpico è stata aggiunta la parola Together, insieme. Quindi insieme seguiremo le Olimpiadi, faremo il tifo e insieme cerchiamo di vivere meglio il mondo, tutti insieme.